La città e il fiore 2026, una nuova edizione di questa iniziativa che quest'anno ha delle importanti novità. Sì, sicuramente. Intanto devo dire che è una bellissima giornata primaverile, ha accolto questa 42esima edizione. Lo spazio coinvolto è veramente grande, coinvolge il Viale della Vittoria, Piazza del Popolo, Largo Cavallotti. Una manifestazione, un evento della Città del Fiore così esteso, devo dire che non l'abbiamo mai avuto. Quest'anno abbiamo avuto un incremento sensibile degli espositori. Ringrazio come sempre la partecipazione delle associazioni naturalistiche che si occupano delle biodiversità. Quest'anno abbiamo confermato la terza edizione del concorso fotografico dedicato a Calo del Pupo. Ci sono poi dei laboratori per i bambini curati dalla biblioteca. Però devo dire che la novità di quest'anno è l'evento Coltiviamo la sicurezza. L'evento ha lo scopo di portare le persone a conoscere quelle che sono le attività principali che riguardano il primo soccorso, l'assistenza che interviene nel territorio. È un'iniziativa di alto valore civico e ringrazio tutti coloro che sono intervenuti, i vigili del fuoco, i carabinieri, la polizia locale, la polizia statale, la Prealpi Soccorso, l'ILT, l'ANA, l'Avis, i Carabinieri Congedo. Ognuna di queste associazioni e questi enti istituzionali stanno organizzando dei laboratori oppure semplice attività informativa del lavoro che svolgono. E devo dire che mano a mano che li stavo contattando ho conosciuto un mondo che è ricco di professionalità e di risorse, e quindi mi è piaciuto appunto portare a conoscenza delle persone le attività che fanno e quello che queste associazioni sono, in una giornata come questa dove normalmente c'è un flusso molto importante di persone. Voglio ringraziare l'amministrazione comunale che mi ha sostenuto, in particolare il comando della polizia locale e ovviamente anche tutti i volontari della Pro Loco che mi hanno assistito. Questa iniziativa per la Pro Loco di Vittorio Veneto apre un po' le attività di quest'anno. Sì, la Città e il Fiore è sicuramente la prima iniziativa fra quelle più istituzionali che normalmente organizziamo nell'arco dell'anno. Ci sarà a breve, verso maggio, la mostra di vini che si terrà a Palazzo Minucci e a seguire poi il 6-7 giugno Rive Divine. Il Palio delle Botti quest'anno verrà effettuato il 12 di settembre.